bentrovati a un nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Preparatevi perché oggi entriamo nel cuore del Made in Sicily e sicuramente questo sarà un appuntamento, questa sarà una puntata che piacerà a molti. E allora ci colleghiamo immediatamente con Carla Spadafora, brand ambassador di Cantine Pellegrino. Ben arrivata Carla! Buongiorno a tutti voi, buongiorno, grazie di avermi invitata. Oggi raccontiamo una realtà che nasce molto prima, probabilmente di tutti noi collegati messi insieme, 1880. Parliamo della storia della famiglia Pellegrino che della cultura e delle culture delle uve ha fatto veramente una grande tradizione e ha identificato e continua ad identificare i vini made in Sicily. Corretto, certo non è nata proprio l'altro ieri direi, in effetti. Un'azienda del 1880 e proprio per questo motivo, al fine di raccontarvi in maniera breve, sintetica ma chiara e quindi emozionarvi anche con questa storia di Cantine Pellegrino, 140 anni di storia, mi faceva piacere, diciamo, proiettarvi questo video che noi chiamiamo timeline. Di fatto si tratta delle tappe fondamentali di questa azienda, cioè quelle che hanno caratterizzato quello che l'azienda è oggi. E quindi se voleste proiettare il video sicuramente saremmo molto più chiari ed emozionali. Ci pensa il nostro Paolo Gatto, come sempre dalla regia, quindi scopriamo insieme questa storia di Cantine Pellegrino. Qui si vedono date e storie impressionanti perché noi all'interno di Io Compro Siciliano Live intervistiamo tantissimi imprenditori, tante aziende che magari in questi anni, anche causa pandemia, attraverso il web, stanno scoprendo come arrivare all'estero, come arrivare lontano da quella che è la terra d'origine. E qui vediamo che negli anni 20 già è iniziato il mercato estero della cantina, negli anni 60 viaggi transoceanici, ma la cosa più bella, perdonami, è dire che negli anni 30 c'era una donna a prendere in mano un'azienda di questo tipo così all'avanguardia. Assolutamente sì, e devo dire che Cantine Pellegrino ha una declinazione tutta al femminile in effetti, perché oggi la famiglia Pellegrino in realtà diciamo, si biforca in due rami familiari, Caterina Tumbarello, la moglie del dottore Renda, attuale presidente, e il ramo Alagna, il dottor Alagna per l'appunto ha avuto 4 figlie femmine, quindi è un'azienda declinata tutta femminile in effetti. E dunque è un Sai, altro magari aspetto, allora la uno dei... fortuna dell'azienda potrebbe essere legata anche a questo, Ora non vorrei o magari dirlo, però. o magari sicuramente. Ok, siamo due No, donne a più che parlare, altro, lasciateci dire anche appunto, questo. siamo un po' autoreferenziali.
La famiglia è sicuramente uno dei valori fondamentali di questa azienda. È bello sottolineare, secondo me, il fatto che Cantine Pellegrino oggi possa in effetti essere rappresentata ancora da una famiglia. Per esempio, a differenza di un'altra grande cantina che esiste sempre qui a Marsala, come quella dei Florio, che oggi però è stata acquisita dal gruppo di Saronno. Quindi, per esempio, Cantine Pellegrino, a differenza di un'altra grande cantina come la Florio, oggi ha ancora 2 rami familiari e quindi tanta famiglia all'interno, uno sicuramente dei valori di questa azienda. Hai fatto benissimo a sottolinearlo. Tra l'altro si possono anche in questo modo identificare ancora di più i luoghi da cui nasce questo vino, cioè ci sono 4 tenute in particolare, è tutto quanto lì. Sì, assolutamente. Considera che i valori fondamentali di Cantine Pellegrino sono appunto la famiglia, la storia, come avete già visto da questo video, perché fondamentali, e il terzo aspetto è sicuramente il territorio. Cantine Pellegrino dal 1880 si trova a Marsala, Marsala, provincia di Trapani, provincia più vitata d'Italia. È zona particolarmente vocata alla coltivazione della vite, quindi siamo seduti sul tesoro, veramente sul petrolio, come si suol dire, nel senso che è una zona la più vitata e la più vocata d'Italia per la viticoltura. Quindi il territorio è un quid pluris di questa azienda e sicuramente ha aiutato l'azienda a stare in piedi per 140 anni con con questa bellezza, insomma, e con tutto quello che oggi comporta Cantine Pellegrino. E abbiamo per l'appunto, come dicevi, 4 tenute di famiglia, quindi 4 tenute della famiglia proprietaria, tra l'altro dalle quali produciamo chiaramente 5 nostri vini da tenuta di famiglia. Ciascuno viene fuori da una di queste 4 tenute, più quella più grande, la tenuta Gazzerotta, che noi diciamo è particolarmente vocata alla coltivazione del Nero d'Avola e quindi dalla quale produciamo il Gazzerotta Nero d'Avola. Abbiamo anche un Gazzerotta Grillo Superiore perché in questa tenuta c'è un cru, proprio un appezzamento di una vigna vecchia del 1980, quindi 40 anni di vigneto coltivato a grillo. E quindi dalla tenuta Gazzerotta in realtà produciamo non soltanto un Nero d'Avola ma anche un Grillo Superiore. Se non sbaglio abbiamo anche un video che ci permette di capire un po' Sì, meglio le varie etichette. mostra in maniera molto chiara, anche lì emozionale, sia il territorio, quindi un po' quello che vi dicevo, la provincia di Trapani, vi mostra esattamente dove siamo situati. E poi fa vedere in particolar modo dove sono ubicate queste 4 tenute, quindi se lo vuoi proiettare secondo me è interessante. Guardiamole insieme.
È bellissimo questo video perché ci permette veramente di collocare ogni bottiglia ad un luogo, ci dà la misura di quanto siciliano sia tutto ciò di cui stiamo parlando. È importante indubbiamente, nel mondo del vino in particolar modo, ma così come anche nel cibo secondo me, riuscire ad avere una tracciabilità dei prodotti. Per cui noi abbiamo realizzato questo video e parliamo delle nostre tenute di famiglia, perché è importante che quando tu io faccio la brand ambassador in Cantine Pellegrino, per cui comunico spesso col consumatore finale e mi ritrovo spesso con una bottiglia in mano e degusto insieme al consumatore. È importante quando tu racconti un vino, mostrare per esempio, come facciamo qua in retro, che tipo di tenuta è, quanti ettari sono, dove si trova. Quindi questo video spiega in maniera molto chiara dove si trovano queste tenute di famiglia, intanto dov'è Marsala, perché noi parliamo da siciliani, tu magari sei palermitana come me, conosci benissimo Marsala, ma tanta gente probabilmente non c'è mai stata. Quindi intanto collocare graficamente nella Sicilia nord-occidentale Marsala. Poi mostrare queste bottiglie che tu magari degusti insieme al consumatore da dove vengono. Quindi questo è un aspetto che per esperienza mi rendo conto essere importante. Il cliente te lo chiede, vuole sapere queste uve da dove provengono. Noi tra l'altro abbiamo queste tenute coltivate tutte in biologico e questo è un altro aspetto che interessa molto al consumatore finale. Importantissimo, certo. Scelte green, cultura biologica, questa è una cosa importante da sottolineare ogni volta che si degusta un vino. E dall'isola di Sicilia tra pochissimo finiremo su un'altra isola siciliana, ma ancora più piccola. Prima però un piccolissimo spot di Io compro siciliano, il nostro marketplace. Eccoci tornati, subito a volo pochi secondi per ricordare www.iocomprosiciliano.com, il marketplace del Made in Sicily. Andiamo su un'altra isola, Carla? Ma perché no? Le isole siciliane sono così belle, bisognerebbe andare su tutte, però questa in particolare io la amo particolarmente, quindi secondo me vale la pena fare un salto lì. Sveliamo qual è l'isola? Sì, dai. Isola di Pantelleria. E qui Anche lì dico, si parla di viticolture particolari. esatto, in particolar modo eroica. Qua dico, io quando parlo di Cantine Pellegrino sono solita parlare e raccontare di 3 anime di questa azienda, perché in effetti la prima è quella che vedete alle mie spalle, tra l'altro. Io mi trovo nella sala nave punica, che è stracolma, come vedete, di botti grandi. Quindi noi in questa cantina, che è la sede storica, quella che nasce nel 1880, produciamo e vinifichiamo i vini liquorosi e i Marsala. E abbiamo un enologo dedicato a questo, quindi prima anima storica il Marsala. Poi abbiamo dal 1992 per l'appunto quella cantina di cui stiamo parlando, Pantelleria. Quindi impiantiamo la cantina a Pantelleria e diventiamo i primi produttori al mondo di moscati e passiti di Pantelleria, seconda anima, quindi altro enologo preposto a quel tipo di vinificazione. Terza anima nasce nel 2004, visto che crescevamo e che il mercato del vino, proprio dei vini bianchi, rossi, rosati, cresceva, ci siamo andati a specializzare anche su quel campo. Da quel punto di vista abbiamo impiantato nel 2004 una terza cantina, terza anima, a Contrada Cardilla, quindi sempre a Marsale, in modo tale da avere alta specializzazione anche sul vino, vini bianchi, rossi e rosati. E lì terzo enologo dedicato alla vinificazione dei vini bianchi, rossi e rosati. Ecco perché parlo di 3 anime. In particolare Pantelleria, anche lì abbiamo un video che racconta Lo dell'isola e vediamo? della Lo nostra vediamo insieme così ci produzione. riempiamo gli occhi di Sì, bellezza. forza, emozioniamoci. Guardiamolo.
Che voglio viaggiare in questo momento, Carla, dopo un anno di fermo. Tu conosci Pantelleria, Eliana? Sì, è un capolavoro, non ci torno da un po' di tempo, però penso anche al turismo legato proprio a questo mondo qui. Assolutamente sì. Considera che da un po' di anni, i primi di settembre si organizza il Pantelleria Doc Festival, per esempio, che è proprio un festival dedicato agli enoturisti, agli enoappassionati, per cui in effetti di anno in anno tanta gente va lì in quelle date proprio perché c'è tutta una programmazione attorno al mondo del vino, fondamentalmente. Mancano questi appuntamenti. Io lo chiedo, per il 2021 si sta programmando qualcosa d'estate, potremmo venire a Al visitarle momento queste devo ammettere che cantine? ancora non se n'è parlato, per cui ti Ok. terrò aggiornata. Spero tanto di sì. L'anno scorso di fatto si è fatta una piccola versione ridotta verso metà settembre. Ti faccio sapere, spero si possa in effetti replicare quest'anno, in Ce grande, lo, come si è sempre fatto. ce l'auguriamo anche noi. Siamo in ritardissimo. Un paio di messaggini a volo. Chiedo a Paolo di farci rivedere prima di dedicarci a un ultimo video. Salutiamo John Blandi che ci saluta come sempre da New York. Antonino Di Caccamo invece manda il suo buongiorno da Milano. Ancora vediamo Maurizio Tumminia che dice buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, un saluto affettuoso per tutti e ancora un saluto alla dottoressa Spadafora, rappresentante di un'eccellenza siciliana, orgoglio e prestigio per tutti i siciliani. Luca Leonardi dice dal 1880 una lunga storia di famiglia, c'è passione, amore e valori tramandati, è una delle grandi famiglie del vino siciliano. È vero, hai ragione Luca, attentissimo. Andrea che dice super cantina dove ho scoperto una fra i migliori marsala del territorio. Dice ancora oggi ricordo il meraviglioso tasting day alle cantine Pellegrino. Sono quelli i momenti che ci mancano. Ancora Paola che fa i complimenti e dice connubio perfetto tra cantina Pellegrino e Io Compro Siciliano. Quanti messaggi che abbiamo, quando si parla di vino. Accorrono numerosi. Un caro saluto a Carla che sta rappresentando questa importante cantina in maniera divina. Dario. Grazie Dario. E ci siamo ancora Giuseppe Trento. Ciao vino e prodotti siciliani, complimenti e un abbraccio dalla Slovacchia. Siamo in ritardissimo, dovevamo parlare ancora di quest'ultimo nato. L'ultimo nato è i Sesi. A proposito di Pantelleria, neonato, l'estate scorsa lo abbiamo lanciato. I Sesi sono Zibibbo secco, Pantelleria DOC, quindi selezione delle migliori uve di Zibibbo dell'isola, di Pantelleria, vinificato a Pantelleria. L'anno scorso la prima produzione, è un vino che fa un anno di affinamento, tra l'altro in bottiglia, per cui esce diciamo con l'annata precedente. Ed è un vino super aromatico ma dalla grandissima finezza, di bella struttura, quindi che consiglio a tutti. Si chiama I Sesi proprio in onore dei Sesioti che fu la prima popolazione abitanti di Pantelleria 5.000 anni fa, e i Sesi che sono queste costruzioni megalitiche troncoconiche ancora oggi presenti sull'isola di Pantelleria, ecco perché I Sesi. Però chiudiamo con l'origine, in nomine quindi chiudiamo con Marsala e vediamo l'ultimo video. Sì, Marsala Revolution.
Qui c'è un grande progetto di restyling, Carla. Noi Brava. siamo fuori tempo, però possiamo dire che il Marsala è tornato di grande attualità e ha anche un look tutto nuovo che lo rende perfetto anche in questi anni 2020. Stiamo provando proprio a rivitalizzarlo e ad avvicinarlo al mondo dei giovani. Ecco perché questo progetto di restyling, come tributo tra l'altro ai pionieri del Marsala, a coloro che hanno fatto grande la storia del Marsala. E sottolineo che queste bottiglie che richiamano un po' le bottiglie di vermouth, se vogliamo, noi le proviamo non soltanto come Marsala liscio per quello che sono, ma anche in miscelazione, quindi proviamo anche dei cocktail al Marsala, sempre per andare incontro al mondo dei giovani. Mi sa che dobbiamo organizzare un'altra puntata, Carla. C'è troppo da raccontare, 140 anni di Eh sì, storia e tutti questi vini non si possono riassumere in pochi minuti, ma noi siamo felici di poter ritrovarci in futuro. Intanto felici quest'oggi di aver già raccontato tanto. Grazie Carla Spatafore e grazie alle cantine spero di Pellegrino. vedervi qua a Marsala in cantina. Lo speriamo presto anche noi. Grazie ancora. Finisce qui questo appuntamento di Ocompro Grazie a tutti Siciliano voi. Live. Ci vedremo ancora una volta domani e come sempre a mezzogiorno con un'altra puntata.